Ehi, hai su box come siamo al pit stop. Da Ferrari, non mettiti in secondo. Ci siamo quasi, ragazzi. Ciao. Ehi, adesso è come la Ferrari, un po' che sta per pit stop abbiamo fatto, amici. Si è gonfiato lo pit? No, si è gonfiato proprio. Non è bucato. Ciao, buona giornata e grazie. La pagato? La paghi, la paga ma le sciavo. No, io capisco, così è Russia. E allora, cari amici, in box, come la Ferrari. Mi sono ripreso. Non la fermi. No, che affanno. Sei. Tu mi uscivo. Gli alberi, vedi, ma per favore, fai vedere il mare agitato. E lì, ma che è una godella. facciamo vedere. Fatevi un buonanotte. Signori, amici, andatevi a vedere il buonanotte di che cosa. Guarda nel porto addirittura. Abbiamo combinato. Mi hanno fatto male che detto. No, Peppi, allora. No, Peppi, chiami Tamim. Sei, ma dove stai? Perché quando si interrompe, quando si è interrotta la trasmissione, no? Tutti erano preoccupati. Ma veramente, Peppe, ma no, fu bella serie. Io vi lascio in mezzo. Barbara Gentile. Dobbiamo salutare che si lamentano che non li salutiamo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, ben risvegliati. Buon martedì 20. Sto scendendo 3, ma sono 24. Ma diciamo ragazzi, fra 2 mesi è la vigilia di Natale. Cioè, non è che stiamo lontano. I panettoni a te. No, chi ma catte ma casare. Ragazzi, copritevi che fa freddo. Ragazzi, questo è il mare agitato nel porto. Questo è nel porto. Mamma mia. Fugute mezz'amore come ragazzi, i colori sono spaziali oggi. Così. Gli domettavano sotto tacchetti e si facevano cubette e se ne vanno a prazzare l'articolo. Allora, che ne dici di questo mare? Adesso c'è spettacolare. Questo è il mare d'inverno, lei? Sì, è bellissimo. Il mare d'inverno io lo preferisco, ragazzi, bello, tutto cattivo, pulito, soprattutto pulito. Ma ci ha sfatto i gabbiani. Ma ci ha sfatto i gabbiani. Occhio la ruota, Lello. Ma per il pit stop, Franco. Ci sono un pit stop. Un pit stop, un pit lo potevo fare, no? Il grande Giuseppe. Giuseppe, che ci racconti? Ragazzi, che Barletta è sempre bella, ragazzi. Ogni volta che si ritorna, anzi ogni volta che si parte è una tristezza. Quello lo so. Come si dice quella famosa pagina, la Puglia è uno stato d'animo, Lello. Sì. Non è una regione. La Puglia è uno stato d'animo, tutta la Puglia. Bella questa. Non lo sapevo. Non si promuove. No, capita il decimo. Vedi. No, tu non hai visto. Tu non hai visto. Allora non c'è tutte cose. Macchina da voi, ti pago. Ma gli chiudo il finestrino, Sì, sicuramente. Ma tu. No, sta peggio di ieri sera. No, ragazzi, impraticabile. No. Scumbare c'era andare. No, perché vedi. Scumbare. No, mica vado ma vedi che no, lo spettacolo è questo, no? Vedete? Cioè, vedi come sta il mare qua? Ora ti parlo. Vedi, è bellissimo. No, poi la cosa, Franco, no, oggi non mi permetto, oggi non mi permetto. No, perché vedi che il mare sposta anche questi un comunque. Ma tu vedete ragazzi, è qualcosa di. Ma se perdi l'aderenza c'è una bescia. No. Ancora, come dice mia amata, ancora non tenevi il pecoro e stiamo venendo alla. No, vabbè. E vedi le barchette come si muovono qua da dentro. E il mare oggi è bastardissimo, guarda che spettacolo. Mai scherzare con il mare. Mai. Rispetto. Mare e femmina, non scherzate mai. No, io chi femmina scherza sì. Non sa pa. Ma c'è una scuola come, scusa,
devi stare sempre con la lancia in resta. Quello l'ho capito, zio. Però ti voglio dire, Sempre cioè, concentrato con la... con le donne diciamo che si può scherzare, voglio dire. Vabbè, tu se dici io non me ne intendo. Buongiorno Paola, tu saresti andata là, Paola? Ehi, vedi questo che bello, guarda questo giocattolo. Che cos'è? Qui è un furgone con la roulotte. Guarda, questo è il mio sogno. Ehi, la gippetta con la roulotte sopra. Bellissimo. Spettacolo, ragazzi. Questo è un monoposto. È un un camper monoposto. Ragazzi, dentro stanno 3 posti, vedi, sono tedeschi questi. La jeep cammina e tu dormi là. Alla grande, e a gatto, ci sta Rambuca che c'è tutto, e Gabbiano, e Cristiano. Lo sai che qua l'hanno bloccato questo coso? Perché? Non lo so di preciso, dice che sì, hanno trovato delle cose. Di mattina, Lello. Sì, così ho vabbè, sentito. Hanno fatto 4.000 Fatti un tuffo. Lello, siccome sei un eroe, fallo per noi, vatti a farti un tuffo. Ragazzi, non scherziamo. Eroe sei, babbione, non Bravo. C'è vento stamattina, ragazzi. Sono d'accordissimo con te. tenuta bruta, va. No, io me lo dice Tramonte. No. A parlare se parla perché? Non fare il beep però. Scusate. Scusate. Che è la parola che non dici 51 è babbione. Ah, bene. Scassare poi. No, Ragazzi, che poi Dal latino. non è una brutta parola. no, è vero, dici che È un modo di dire. è un modo di dire, perché dici che non è una parola inventata. Dobbiamo fare una ricerca, Lello. Tu fai scout e forse no. Te ne basta. Travasto. Il estate. Siamo alla soglia di 30 Alla gradi. grande, e chiaramente qua vedi il Far West, tu parcheggi a posto. Non va là che parliamo. Oggi giornata leggera. Oggi dai. giornata C'è già Leggera, niente polemica. Ma chi sempre ci sa? Cioè sono due della finanza forse, vero? Sì. No, io sta che ne sono tavolo, ma tu la Venezia. Bellissimo che è bella sera. Ma tu la prezza. Come te vedo? E come le statue di Venezia? Ma quelli che fanno le statue, i mezzi busti, la cosa. In stato normale, non si può tenere ferie. Hai fatto un caso, in effetti. Sei vinto, Ma stanotte Tirato forte, si sentiva gli altri- comunque. Vedi, ci sono un po' di. Gli altri sono caduti. Un po' di aiuolo, di cui non vi preoccupate ragazzi, piano piano. Sì, vedo faceva la sgarressa e piano corrente, via. La sgarressa, In ombra così. lo sai dove fa la sgarressa a segno? Proprio vicino al campanello, che sta Ah, è vero, là. quel vortice che si crea. Dove, Lello? Vicino al campanale, o campanile. Alle spalle Sì, del sì, caffè sì, Al corrente. campanile, diciamolo bene, se no magari ci chiamano ignorante. Ma il campanile. Signore, da loro pinza, Ma sai ignorante, secondo loro. se dici. E questa stradina, la Mafia è la stradina dell'amore. Vedi Però che- sta più. Ehi. Se ne sono un cartone, però è meno peggio di Sì, vabbè, la dato prima la traduzione. Gli all'estero È un telecomando. possono inventarsi. Io questa strada. volevo fare telecomando, sta una bella, bellissima una bella stradina dell'amore, del bacio. Tipo, ok, qua si inventano delle lo Tipo sai, dove mettono i lucchetti sui ponti della. tipo Verona, lo sai che Verona è una storia inventata. Sì, Quella è una storia inventata. Cioè, non già potevo vendere, no, non è capito. allora dobbiamo iniziare ad Ad creare un Alassio. movimento per Questa è la nostra sede. Ad Alassio sta il muretto, sta A un murettino proposito, dove qui si faremo il siede. torneo del mediatore. Ah, è vero, qua è- che bello. Un'oretta al giorno a Marres. Marres. E si parla rigorosamente barlettano. Assolutamente. Che luce, che cosa. Spusto furgone. Buongiorno Eraclio. Buongiorno Eraclio, Are, buongiorno. a te. Come voglio ci potrò parlare qui? Ma Scalata ci potrò parlare. Così ci diciamo, te lo giuro su questa croce. me l'hai fatto con questa pelle. giustissimo. Ma sempre con classe. Con classe, ci mancherebbe. Oh, non siete vecchi, da molto che lo vedo così. Rita G, buongiorno, Barlettavez, ciao. Ciao bella.
E allora Giuseppe, il nostro grande amico di Barletta e Arest, però stai a pescare. Vabbè, siamo di passaggio. Com'è andata la stagione, Giuseppe? Bene, quello sì, molto bene. Meno male. Molto bene. Non mi arrangiato per così. Pur che sei stato mi arrangiato. Sì. Hai fatto 6 mesi? No, trimestrale. No, trimestrale. Giugno, luglio, agosto. Barletta Avesta, senti questo. Sì, che sei Barletta Avesta la canzone. Cioè, perfetto. Quindi mare agitato, vento, ha pulito, però ha pulito un po' l'aria. Sì. Ha pulito l'aria, ha pulito la Timac, C'è stata una spolverata, va. Vedevo l'aspiratore. Cioè. Comunque, mi hanno detto che la maggior parte del problema nostro di Barletta sei in merda, dice che sta 6 in merda. Anche quello, Dice che le macchine, perché poi noi siamo abituati pure che si sente di anni, cioè 6 in merda secondo loro. No, quello no. L'Altasara, si è visto l'Altasara? Madonna. Alle 8 uguali, puzza di anice. Mettono gli additivi, così profuma, capito? Quelle secondo me sono battaglie perse. Sì, secondo me sono cose grossissime. Perché ci si mette, ma metto insieme, facciamo, stai sempre a cose, non si meno male che c'è l'aria, il vento, il mare che un po' pulisce, capito? Ma che cosa puoi fare? Non so comunque auguriamo a tutti gli amici che ci sono tanti amici nuovi che ci stanno vedendo. Ragazzi, 29.500, a rotazione da me, 29.440. Ragazzi, ecco obiettivo. Natale facciamo 30.000. Natale fa 9 30.000. No, potesca pure. Fa 9 30.000. Condividete, ragazzi, condividete, non si può. Ma lo sai che alcuni pensano che si paga a condividere? E chi deve pagare? Salutami le 5 sorelle, ce ne sono 3. Sì. Anche perché le 5 sorelle noi non lo ricordiamo solo il 3 ottobre. Udou, 3, Cacravetto, Fesh, Gimbrill. Ecco. 5 sorelle, ciao ragazzi. 5 sempre. E quando vedo, la cosa è Fesh, scandetto, Madonna, ma secondo me scandi spurtato. No, tu dici, me la va bene. Sì. L'agilità di Lelo del cambio, mamma mia. Diciamo una parola, ma quello non era Barletta, capito? Allora Giuseppe, Lello. Voglio farti una domanda prima di chiudere. Certo. Cosa ne pensi di questo fenomeno che sta nascendo di Fetch del che? No, Cos'è su? Niente, degli amici stanno facendo. Hanno una parola, c'è Fetch del cazzo. Tutto con le iniziali. Però è simpatica, è goliardica la cosa. Fanno le fotografie. Cioè, io quello che dico, a me piace, le cose goliardiche perché sono io il primo. Però diciamo che l'importante è che non si va oltre. Perché lo sapete, a Barletta sai che c'è gente che dice i tenudisti. Come ti sei permesso? Allora, per il fenomeno è veramente simpatico. Ci partecipo volentieri, l'importante è che non si vada oltre. Bravo. Che bisogna solo stare attenti perché poi io saluto, bravissimo, è quello che volevo dire. Non credo, siamo però, bravissimo. Dicevo, faccio i complimenti a chi l'ha inventato, a me piace questa cosa, però ripeto, l'unica cosa che non andare oltre. Non andare oltre perché fanno le foto a tutti. No, per ora gli amici, loro chiedono agli amici e fanno bene, perché tu non puoi mettere una foto, dici come te l'ha permesso, ed è giusto. Il materiale ce n'è tanto, ci fanno le fotografie di Fetch del cazzo. E io chiudo dice ma ti manca. Scusa. È scandalo Brino. Perché The Gate mi fa fare queste cose. Io per prendere. Cioè io gli che arrangiai a fare cose, le pigliai che sto a godere. Ma ragazzi, facciamo tutti i ragazzi che per favore andate dove volete, ma fate l'inglese. Bravo. Vi diamo anche gli indirizzi delle altre scuole, tutti, telefoni e tutto. Bravissimo. Ma ci venite da noi amici. Beh, salutiamo ciao tutti ragazzi, quanti, ciao Giuseppe, mi raccomando. Ragazzi, è stato un bel buongiorno anche oggi. Voglio solo dire una cosa velocemente a tutti coloro che hanno cuore a questa città: non la sporcate, no? Tenetela proprio in una maniera bella, perché Barletta è bella. Ciao ragazzi! Buona giornata! Ciao ragazzi!